Non è un'invenzione europea, è un'invenzione italiana per non dichiarare il fallimento tecnico di molte comunità che hanno disavanzo di bilancio. L'Europa ci ha sempre detto vogliamo il pareggio di bilancio. Il Veneto ha il pareggio di bilancio, tutti i comuni non conoscono il disavanzo. Roma, nel momento in cui ha guardato i conti delle comunità nazionali, si è resa conto che se avesse imposto il pareggio di bilancio avrebbe avuto un sacco di realtà fallite, tecnicamente fallite. E allora si è inventato il patto di stabilità, ovvero il Nord che paga per gli spreconi. Abbiamo in mano un decreto ingiuntivo che stabilisce che il governo dovrebbe dare alla provincia 44 milioni di euro relativamente ai trasferimenti erariali ed è questo il problema di fondo, che il governo definisce delle regole che valgono per gli altri e non valgono per lui, quindi questo è un esempio che dà un messaggio assolutamente negativo, che le leggi non sono uguali per tutti e a seconda del ruolo delle posizioni uno si differenzia, come sta facendo il governo con noi. Togliere autonomia significa sostanzialmente diminuire il ruolo delle autonomie locali, dei comuni, delle province, delle regioni, per accentrare nello Stato tutte le politiche di sviluppo del territorio.